Iniziamo oggi con Rino Pellino la serie di incontri con personalità della cultura e del giornalismo dedicati alla Germania d'oggi. Il ciclo di conferenze si intitola Quadrante tedesco, tre incontri tematici per delineare la realtà tedesca contemporanea in alcuni suoi aspetti rilevanti di carattere politico, culturale e storico. Gli incontri iniziano con la situazione politica di oggi in Germania. Rino Pellino ora è capo ufficio di corrispondenza RAI di Berlino, dal 1990 lavora alla RAI e dal 2006 è corrispondente da Berlino. Il titolo del suo incontro, in collegamento proprio dalla capitale della Germania, è Germania, ancora esempio di stabilità. Allora, quello intanto, ecco, volevo chiederti se per la Germania la stabilità è un valore, è rimasto il valore di sempre. Stiamo parlando di un bene immateriale, diciamo così, e quindi questo probabilmente non è molto chiaro. E anche questo concetto di stabilità della Germania, per quello che ho potuto vedere io, per quella che è la mia esperienza, ha subito delle variazioni nel corso dei decenni. Io ho cominciato a studiare tedesco nel 1978, in una vita precedente ho vissuto in una Germania ancora divisa in due negli anni '80 e lì il valore di stabilità era completamente diverso da quello che poi abbiamo visto all'inizio degli anni del nuovo millennio e adesso che sono già passati 20 anni da quando è cominciato il nuovo millennio. Quindi è difficile fare non è possibile fare una valutazione, diciamo, come direbbero i linguisti, diacronica, cioè fuori del tempo. Io penso che ci siano tre elementi, questo è un tema molto dibattuto, soprattutto sui media italiani, proprio perché i media di tutto il mondo hanno bisogno di punti di riferimento stabili e quindi la Germania era stabile in quanto tale, salvo poi accorgersi improvvisamente che c'erano dei problemi. E di solito dei problemi ci se ne accorge all'estero molto dopo perché non si fa attenzione, non si segue con molta attenzione quello che è lo sviluppo della realtà. Per cercare di contenere il tema che potrebbe essere tranquillamente diciamo l'argomento non solo di un instant book, ma anche di libri ben più approfonditi, io mi terrei su tre piani. Uno è il piano economico, che è quello che tutto sommato preoccupa di più i media italiani negli ultimi mesi. Un altro è il piano, diciamo, politico. La politica tedesca è stabile oppure no? Un terzo piano è quanto sono stabili, tra virgolette, i tedeschi, quanto sono equilibrati, quanto sono in equilibrio, come vivono. Cominciamo dal primo, l'elemento economico. C'è una grande profusione di dati in continuo, sempre sui nostri media. Ne riassumo alcuni. Uno è che quello che ha più fatto temere ultimamente, soprattutto alle nostre imprese, è il calo della produzione industriale, che è una produzione sicuramente in calo, il calo del prodotto interno lordo, del PIL, che probabilmente a fine anno sarà negativo, quindi potrebbe significare un po' di recessione. La stima per fine anno non è ancora definitiva e varia tra un meno 0,4 e un meno 0,8. C'è abbastanza differenza tra i due dati, meno 0,8 sarebbe molto più preoccupante naturalmente, meno 0,4 diciamo che può succedere. E insomma ci sono tanti indicatori che dicono che sostanzialmente economicamente la Germania sta andando meno male.
Un indicatore che normalmente in Italia non viene mai preso in considerazione è la disoccupazione. Il dato ufficiale della disoccupazione, che qui viene calcolato su una fascia di popolazione tra i 15 e i 74 anni, perché questa viene considerata la popolazione attiva, è in Germania del 3,1%. Solo il 3,1% della popolazione attiva tedesca è senza lavoro. La media, tanto per dire, la media dell'Unione Europea è 6%, quindi è il doppio, in Italia è del 7,8%. Se poi si guarda la disoccupazione giovanile, la disoccupazione giovanile, che è limitata in Germania tra i 15 e i 29 anni, in Germania è del 5,6%, nell'Unione Europea è del 14,8%, in Italia, e stiamo già messi molto bene, perché quando mi ricordavo, io stavo all'economico tanti anni fa, era molto peggio, l'Italia è del 24,7%, quindi siamo a quasi 5 volte tanto in Italia rispetto alla Germania. Questo è un dato interessante, è un dato importante, la disoccupazione, che viene sempre in genere un po' trascurato. Primo, perché significa avere reddito a disposizione, significa avere più reddito per i consumi e quindi aiutare quello che è il ciclo della produzione e quindi mandare avanti il paese. Secondo, perché è un indice importante per quello che poi diventa il grado di soddisfazione di un popolo, insomma. Cioè, se tu non hai lavoro, hai molte più probabilità di finire in depressione, di avere grossi problemi, eccetera, eccetera, di chi invece un lavoro ce l'ha, magari non è felice di quel lavoro, però comunque ha qualche preoccupazione in meno. Un altro dato importante, secondo me, è che due dati importanti, sono due aspetti però di una stessa medaglia. Uno è l'inflazione. L'inflazione un anno fa, esattamente un anno fa, era in Germania all'8,8%. Ultimo dato, novembre 2023, quindi esattamente 12 mesi dopo, è del 3,2. Allora, questo è un calo incredibile, nel senso è un calo verticale che in altre epoche non si vedeva, non si constatava, e che è sicuramente un fatto positivo. L'aspetto ancor più positivo è il fatto che comunque, anche se con grandi differenze, perché bisogna vedere la struttura dei contratti è completamente diversa da quella che da noi, eccetera, eccetera, ehm, c'è stato un aumento dei salari, cioè all'inflazione, l'aumento dei prezzi reali, ha corrisposto un continuo aumento dei salari, più 5,6 all'inizio nel primo trimestre, più 6,6 nel secondo trimestre, più 6,3 nel terzo trimestre. Questo significa che comunque ci sono dei meccanismi che funzionano per cercare di affrontare le crisi. Dico tutto questo, per quel che riguarda l'aspetto economico, che, a mio avviso, sicuramente la Germania c'ha tanti problemi che derivano proprio da quegli anni in cui tutti quanti dicevano e guardavano alla Germania con stupore, "Guarda quanto sono bravi, guarda che conti in ordine che hanno, guarda come stanno", come dire, l'idea fissa, la fissazione del mantenere il bilancio a zero, eccetera, eccetera, ha portato una serie di problemi che adesso vengono al pettine. Infrastrutture carenti, treni che leggevo ieri, mi pare un dato che solo la metà dei treni tedeschi arrivano in orario e quindi questo per smentire quelli che erano i luoghi comuni, se vogliamo, di una volta. Per esperienza diretta posso dire che i voli interni sono ancora peggio,
ormai da 4 anni ho rinunciato a prendere i voli quando mi devo spostare all'interno della Germania, perché tanto ci vuole ugualmente lo stesso tempo sostanzialmente, e hai molte più incertezze. Le autostrade spesso hanno dei problemi, cominciano ad avere dei problemi strutturali proprio perché si era risparmiato troppo. Interessante il fatto che uno dei 5 saggi 2 giorni fa ha criticato questo governo perché tendeva anche lui a non spendere abbastanza. Dice: voi non dovete soltanto spendere per fare manutenzione, dovete spendere per rinnovare, per fare nuove cose, perché altrimenti poi non si uscirà mai dall'emergenza. Anche questo è un elemento interessante, a mio avviso, nel senso che discorsi di questo genere in in Italia vengono fatti poco e niente, mentre rimane un atteggiamento di fondo più, come dire, pragmatico, ma anche un po' più propositivo rispetto a quello che c'è da noi. Questo sempre per dire, perché molto spesso improvvisamente si prendono degli assiomi e si prendono come definizioni assolute. La Germania va male, la Germania è sull'orlo del baratro, sull'orlo del precipizio, ho letto dei titoli anche peggiori, eccetera. Sicuramente sta molto peggio di prima, sicuramente non sta bene, sicuramente sta molto meglio di tanti altri paesi perché ha un sistema paese che ancora regge e che ancora funziona. Questo per dire, per somma, come assoluta, insomma, riassumendo ai minimi termini. Discorso politico. Da circa 2 anni c'è un nuovo governo, che non fa altro che litigare sostanzialmente. Ha grossissimi problemi, adesso sta facendo fronte ad una situazione che da noi è stata raccontata in maniera un po' parziale, il fatto che ci sia un buco di bilancio nella Germania è vero e non è vero, perché i soldi ci sono. La Corte Costituzionale ha semplicemente detto al governo: quei soldi che erano stati stanziati per una cosa non puoi spostarli su un altro su un'altra posta di bilancio, su un'altra cosa, perché lo vieta la Costituzione. Però non significa che la Germania è povera e non significa nemmeno che se la Germania si indebitasse pagherebbe delle cifre mostruose, tutt'altro. La Germania è il paese, forse uno dei paesi al mondo, probabilmente il paese al mondo che ha il miglior rating, cioè le agenzie che valutano l'affidabilità di un paese dicono che la Germania è tra i migliori, dicono in pratica che se quel paese va da una banca a chiedere un mutuo, per dire un prestito, a, a questo paese gli fanno degli interessi molto bassi perché sanno che quei soldi li riavrà indietro. Se qualcuno che è poco affidabile va a una banca e chiede dei soldi in prestito, lì la banca gli dice: sì, vabbè, però per essere sicuro voglio il 3, il 4, il 5% in più di quello che io faccio ai miei clienti migliori. Quindi questo per capire. Quindi la Germania sarebbe in condizioni comunque ottimali. Si ritrova impiccata, diciamo, a questa legge che è stata voluta negli anni, quando tutto funzionava, soprattutto da Schäuble, proprio per far vedere che loro rimanevano virtuosi e legati allo zero nero, come si diceva allora, cioè ad un bilancio in pareggio ogni anno, e quindi niente nuovi debiti, e quindi per carità assolutamente giusto e come dire, lodevole nei confronti delle generazioni future, ma che espone le generazioni un po' più vicine a doversi caricare e sobbarcare di maggiori costi perché tu per anni non hai fatto più nulla. E adesso ci sono costi gravi in molti dati. Cerco di stringere ancora di più la società tedesca, i tedeschi.
come stanno? Mi è capitato in mano 2 giorni fa proprio e l'ho preso, l'ho tenuto ho detto questo magari può essere divertente e interessante. Ogni anno si fa una statistica, uno studio sull'indice di felicità dei tedeschi. Allora, ne viene fuori che i tedeschi più felici sono in 4 regioni dell'ex Ovest, quindi lo Schleswig-Holstein, dove il tempo è pessimo. Mi dispiace per dirlo, c'avranno dei panorami bellissimi, ma il tempo è proprio brutto. Secondo posto Amburgo, e si può anche capire, una grande metropoli con grande interesse e grande vivacità. Terzo posto la Baviera, quarto posto l'Assia. Quindi già interessante il fatto che siano però 4 Länder dell'est, quelli dove si sta più felici. Più infelici sono nel Meclemburgo, profondo nord, nella Saar, regione da sempre un po' depressa per tanti motivi e tante cose, e poi Berlino è al terzo posto come città-stato più infelice, dove i tedeschi sono più infelici. Contemporaneamente sempre mi è capitato in mano lo studio sulle paure dei tedeschi. La Deutsche Angst è un altro tema approfondito ultimamente dai sociologi, dagli storici e dalle cose. La paura principale, soprattutto adesso, nel 2023, la paura principale è la perdita del proprio tenore di vita. Quindi è di nuovo legata ai discorsi economici. Seconda paura, la prima paura è l'inflazione. Seconda paura è quella di non riuscire a pagare la propria casa. Questo è un portato di una situazione completamente diversa da quella italiana. In Italia il 78 o se non di più per cento della popolazione vive in una casa di proprietà, in Germania sono soltanto il 34-35%. Quindi questo, vabbè, ci sarebbe un discorso troppo lungo da fare, però è una situazione che, allora, uno è la paura della perdita del proprio tenore di vita, anche dovuta all'inflazione, ai costi dell'inflazione. Secondo, non più poter pagare la propria casa. Terzo, i tagli alla spesa sociale. Sono la terza paura più grande dei tedeschi. Il fatto che io non posso più permettermi, non ho più delle prestazioni garantite. Qui andiamo nel discorso della sanità, anche lì si è tagliato in maniera furibonda. I nodi sono venuti al pettine al momento della pandemia e adesso non si sono ripresi perché tanti ospedali non hanno più il personale che se n'è andato, che è voluto andar via, ha tagliato i ponti, soprattutto si continua a pagare molto male il personale medico e infermieristico, soprattutto c'è uno strano, come dire, ragionamento da parte dei tedeschi che continuano a tenere un numero chiuso altissimo in tutte le facoltà di medicina, e quindi hanno pochi studenti di medicina, molti meno di quelli di cui avrebbero bisogno, perché avrebbero bisogno di molti più medici, e quindi attingono dall'estero. Se voi andate in un qualsiasi pronto soccorso a Berlino, come a Monaco, eccetera, il numero dei medici stranieri è altissimo. Proprio perché loro non ne hanno abbastanza, non se ne fanno abbastanza. Anche lì sarebbe un tema molto interessante da approfondire da un punto di vista sociologico, perché i numeri chiusi così alti all'università, perché perché dall'università si accede quasi, non è vero non più solo, ma prevalentemente con l'Abitur, quindi con la maturità e non con tante altre cose. Quindi c'è sul discorso formazione e formazione accademica dei problemi reali. Insomma, tutti questi problemi hanno creato tutta una serie di paure nella società che è diventata meno sicura, meno certa di sé, ha meno certezza anche di quelli che sono i propri diritti
e questo si riflette anche sull'instabilità politica. Ora, questo governo che c'è da 2 anni, dicevo poco fa, si è ritrovato, è stato sfortunato, è stato molto sfortunato. Intanto è un tipo di coalizione che non c'è mai stato in Germania e questo è già un problema. È un tipo di coalizione praticamente diciamo a 4, anche se un partito è un tipo di coalizione a 3, scusatemi, volevo dire un'altra cosa, dopo spiego. Un tipo di coalizione a 3 che fino a questo momento non c'era mai stato. C'era spuria la precedente coalizione a 3 perché si considerava CDU e CSU come 2 partiti, ma in realtà non era così. Improvvisamente appena insediato c'è stata la guerra in Ucraina, veniva fuori ancora da una pandemia non proprio finita, insomma si è trovato a dover affrontare una serie di problemi da far tremare le vene ai polsi. In più la pandemia non è che ha avuto come dire, ha colpito duro qui in Germania, non tanto perché si son fermate le attività produttive. In Germania non abbiamo assistito minimamente a quello che c'è stato in Italia, impossibilità di uscire di casa, tutti chiusi, fermi, per tanti mesi e per tanto tempo. Però la struttura del sistema produttivo era molto proiettata verso l'esterno e la pandemia ha bloccato alcune filiere di approvvigionamento. Quindi in realtà le imprese non riuscivano a funzionare. Per tanti versi ancora non sono riuscite a venirne fuori. Cioè i tempi di consegna sono lunghissimi, i tempi di lavorazione di determinate cose continuano ad essere molto lunghi. Stranamente perché in Germania la Germania in genere anche dalla precedente crisi finanziaria ci era entrata prima di tutti nel 2007, era caduta in profonda recessione, -7, -8% il PIL, ma era stata la prima ad uscirne, proprio perché aveva mantenuto in piedi le idee, le strutture per poter ripartire subito. Prima di tutte l'occupazione. I lavoratori non erano stati licenziati, non erano stati espulsi dal sistema produttivo, ma erano lì pronti a ripartire immediatamente. Questo ha aiutato la Germania a crescere di nuovo immediatamente. Adesso c'ha delle difficoltà, anche perché le fasi economiche sono sempre sfalsate. Noi arriviamo dopo, loro affrontano i problemi sempre prima e prima ne escono. Da noi i problemi cominciano a sentirsi più tardi. Però questo che significa? Significa che è sicuramente un governo molto meno stabile dei precedenti. È un governo che rischia, anzi ieri sera un'altra riunione tutta la notte di 3 esponenti dei 3 partiti di coalizione, da quali non riescono ad uscire come fare a risolvere questo problema creato dalla Corte Costituzionale, o anche creato da se stessi, perché in realtà la legge già c'era prima, quindi avrebbero dovuto prevederlo in qualche modo che sarebbe andata a finire così. E c'è addirittura, si parla di una crisi di elezioni anticipate. In Germania sono successe pochissime volte nella storia tedesca. In genere i tedeschi sanno benissimo sempre il numero dei governi che si sono avvicendati in Italia, cosa che noi cerchiamo di dimenticare, ma loro li sanno tutti sempre. Se siamo a 65 piuttosto che a 67. Loro ne hanno avuti molti di meno, sicuramente questa è una delle peggiori crisi politiche che a me mi è capitato di vedere. Tutto è visto in proiezione europea, perché senza la Germania non si sta in piedi, l'Europa non sta in piedi, eccetera. Ma questo non significa che se non dovesse andare
importo questa forma di coalizione, non significa che l'Europa si ferma, come ha scritto qualche mio collega, sicuramente andrà avanti per conto proprio perché i capisaldi rimangono. Per riassumere, a mio avviso la situazione è difficile, ma non è grave come si racconta da alcuni punti di vista. Soprattutto il paese penso che abbia ancora gli strumenti, il paese Germania, gli strumenti per poterne uscire, ma deve agire e su questo è un po' un problema, ma su questo si devono in qualche modo eh, dare una mossa, si dice a Roma, cioè muoversi velocemente. Ehm, e poi devono probabilmente cercare di avere una maggiore visione d'insieme. Mhmm, hanno per anni hanno invocato i tassi di interesse più alti, sono arrivati, adesso i vertici industriali, e di diverse associazioni cominciano a chiedere di abbassarli perché loro non campano più. L'edilizia si è fermata, i mutui non vengono più presi perché sono troppo cari, quindi non si costruiscono più case e questo è la casa era il problema numero 2 tra le paure della Germania ed è un problema reale in tantissime realtà urbane. A Monaco, Amburgo, Düsseldorf lo è da almeno 40 anni. Berlino è un problema nuovo, è un problema che sta diventando molto pesante, molto difficile, è un problema che si sta allargando anche a tutti i dintorni. Potsdam, diversi centri del Brandeburgo, anche loro non reggono più. Ed è un problema pesante perché uno dei primi principali motivi di perdita di sicurezza e di stato sociale è proprio la mancanza della casa. Quindi da questo punto di vista qui si rischia in Germania parecchio perché non erano abituati ad affrontare una serie di problemi che si trovano ora di fronte. Ecco, io so che gli studenti hanno alcune curiosità, quindi adesso lascio il posto a loro che facciano delle domande. Ehm, allora, innanzitutto le vorrei chiedere quale pensa che sarebbero le conseguenze future possibili in seguito all'eventuale aiuto della Germania nei confronti dell'Ucraina sul piano geopolitico che è in svolgimento. Bisogna vedere quanto andranno avanti questi aiuti. Al momento attuale serpeggia un po' di malumore, diciamo così, nella base del popolo tedesco. Sono stati molto ospitali subito all'inizio. I profughi ucraini che arrivavano sono stati accolti anche dalle famiglie, poi sono stati messi in piedi subito delle strutture. Diciamo che si è fatta notare una disparità di trattamento. Tanti altri profughi che arrivavano per altri canali in Germania sono stati messi da parte, i profughi ucraini hanno avuto subito a disposizione case che non fossero soltanto dei centri d'accoglienza, strutture dove potessero imparare il tedesco, anche più soldi a disposizione e delle possibilità di inserirsi, volendo anche più velocemente, nel mondo del lavoro. La Germania continuerà molto probabilmente ad appoggiare l'Ucraina. Fino adesso ha cercato di lavorare su 2 piani. Uno è quello dell'appoggio incondizionato all'Ucraina e contrasto
nei confronti della Russia di Putin. Dall'altro lato, sotto banco, senza dargli grande rilevanza e grande pubblicità, continuare a lavorare e andare in direzione di arrivare ad un cessate il fuoco, o quantomeno a un tentativo di fermare, bloccare la situazione a quella che è, cercando di fermare il conflitto. Un conflitto dal quale non usciranno vinti, ma soltanto non usciranno vincitori, ma soltanto degli sconfitti, perché comunque i paesi rimarranno con gravi difficoltà. È chiaro che la Russia c'ha molte più risorse a disposizione, ma rischia di diventare un pozzo senza fondo proprio per l'Occidente e per l'Unione Europea. Anche per quel che riguarda l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, la Germania nei fatti frena, anche se poi si dice assolutamente d'accordo, appoggia Ursula von der Leyen quando dice sì, sarà il prossimo passo non appena finisce la guerra. In realtà ne serviranno molti altri, anche perché tutti quanti non se lo nascondono e cominciano a dirlo un po' anche diversi uomini politici: c'è un problema di strutture democratiche che vanno ancora veramente come dire, verificate, e c'è il timore che molti dei soldi che venivano spesi siano finiti ad arricchire nelle tasche di qualche così detentore di poteri non solo politici ma anche economici del paese, e che poi questi soldi stiano per altri versi ritornando in Germania sotto forma di denaro da riciclare. Ci sono state delle inchieste, tutto sommato è al momento molto fermo, anche perché quando in Germania si fa un'indagine cala sempre una cappa di piombo, giustamente, da parte degli inquirenti, fino a quando non si sono raggiunti degli elementi di prova. Insomma, la Germania nominalmente e anche fattivamente continuerà ad appoggiare l'Ucraina, comincia a non avere più le forze per sostenere il forte sforzo bellico dell'Ucraina. Ma perché non aveva più, dopo tanti anni a tanti anni dalla fine della guerra fredda, non aveva più le strutture, non aveva fabbriche di armi, o quantomeno aveva solo fabbriche di armi preposte sostanzialmente alle esportazioni, quelle che venivano prodotte in Germania venivano esportate, e non ha una capacità produttiva sia per quelli che sarebbero i proiettili, sia per quello che sarebbero i pezzi di ricambio, di cui l'Ucraina ha bisogno in quantità a cui i paesi occidentali non erano più preparati dalla seconda guerra mondiale ad oggi. Quindi bisognerà vedere quanto reggerà anche dal punto di vista industriale. Avrei ancora un'altra domanda e poi passo il microfono a una mia collega. Le vorrei chiedere che cosa pensa che potrebbe succedere se, in seguito a queste elezioni che sono avvenute nell'ottobre, l'AfD, acquisisse ancora più potere di quello che ha avuto, e quindi arrivasse al governo anche in altri länder della Germania. Allora, nelle ultime elezioni di ottobre la AfD ha ottenuto cioè, come dire, ha ottenuto molti voti, ma non mi pare che sia entrata nel governo di nessun land in questo momento. Stato attuale delle cose,
nessun partito politico si è detto finora disposto a governare con AfD. Quindi bisognerà vedere quello che succederà e quale sarà la diciamo costellazione che si crea. D'altronde questa stessa coalizione ha visto la luce semplicemente perché nessuno voleva governare con l'AfD. Nel senso, se AfD non avesse avuto un numero di voti così elevato, probabilmente questo tipo di coalizione, liberali, verdi e socialdemocratici, non avrebbe visto la luce. Visto che i socialdemocratici uscivano da una campagna elettorale in cui avevano detto mai più con la CDU, perché gli erano bastati gli anni di grande coalizione con Angela Merkel, ecco lì che la situazione era obbligata. Quindi bisognerà vedere che cosa succederà. Nei Länder questa è una domanda interessante perché si voterà a primavera del 2024, questo che viene, insomma, tra giugno e settembre si voterà in 3 o 4 Länder dell'est. Sicuramente in Brandeburgo, che è la regione intorno a Berlino, anche in Sassonia e da un'altra parte. E lì bisognerà vedere che cosa succede, perché bisognerà vedere anche quale sarà l'atteggiamento della CDU. Fino adesso all'interno della CDU si è sempre detto no a un governo con AfD. Il nuovo segretario Friedrich Merz non si è molto sbilanciato, ma ha un po' strizzato l'occhio alla possibilità di fare un governo con AfD. Certo, sarebbe difficile, sarebbe complicato farlo nelle regioni dove la AfD è considerata come una forma, come una forza politica estremista ed eversiva dall'Ente per la difesa della Costituzione. Questo è avvenuto, le strutture sia giovanili che anche in quanto tali dell'AfD già in 2 Länder dell'Est sono state considerate tali. Andare a governare in questi Länder con l'AfD, soprattutto in Turingia, se dovesse succedere qualcosa con dove c'è Björn Höcke, che è il leader più chiacchierato da questo punto di vista e che ha avuto numerose uscite un po' troppo nostalgiche, definiamole così con un po' di understatement. Insomma, non so quanto sarebbe facile e quanto questo verrebbe sopportato dall'insieme del partito nel resto del paese, dove questa idea di governare con qualcosa che è a destra di se stessi non è mai piaciuta. La ringrazio. Ci sarebbe anche un'altra domanda da uno studente del gruppo del terzo anno. Buonasera, mi sente? Buonasera, eccoci qua. Buonasera, sì, una mia domanda è comunque sempre collegata a questo tema qua dell'AfD, però era vista dal rapporto che ha con l'Unione Europea. Da quello che mi pare di aver capito a me, il loro motto è sì, non vogliamo riformare l'Unione Europea, se no si va fuori. La mia domanda è quanto effettivamente questo è possibile, che alla fine ci hanno provato tutti, ci hanno provato anche qua in Italia, e poi quando uno va sul concreto si rende conto, no, aspetta, facciamo un passo indietro, che poi la Germania, essendo anche uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, a differenza per esempio dell'Inghilterra, che sì, era un lato importante, però è sempre stata un po' fuori, è entrata anche dopo, ha tenuto la sua moneta, cioè, per capire dal punto di vista della Germania quanto effettivamente questo è possibile. Guarda, non è semplice, scusate se sì, do sì. del tuo. No, certo, ci mancherebbe. Non è facile in realtà interpretare. AfD è un partito strano, è un partito in continua ebollizione, è un partito che ha continuamente ucciso politicamente i suoi padri fondatori,
che già erano in qualche modo, che erano quelli che erano nati proprio sull'idea usciamo dall'Unione Europea, ma erano dei professori universitari più o meno ex industriali o qualcosa del genere, sono stati spostandosi progressivamente sempre più a destra con delle richieste massimaliste. All'ultimo congresso di pochi mesi fa, il dibattito sul usciamo dall'Unione Europea era sul tappeto, è stato sul tappeto fino all'ultimo momento. I vertici preesistenti sono riusciti a deviare questo tema all'ultimo secondo, abbandonando però poi la guida del partito, cioè il partito sta andando sempre più in mano a questi personaggi, Höcke e Schurpalla e quanti altri, per i quali appunto è difficile valutare se loro non a un certo punto non chiederanno di puntare realmente a uscire dall'Unione Europea. È chiaro che la Germania, ma dovrebbero andare veramente al governo con un cancelliere, e lì però stiamo parlando di scenari molto più difficili. Sicuramente c'è un problema di fondo. Torno al discorso della paura che ho fatto prima, e quello è un discorso importante, nel senso che AfD sta prendendo anche il posto di La Linke e non si sta alleando come ha scritto qualche mio collega, ma sta prendendo il posto perché come partito che interpreta il mal di pancia del paese, le incertezze del paese, le paure del paese, che gli elettori di AfD fossero quelli che avevano paura di perdere quel poco che avevano messo insieme, soprattutto nell'est. È noto ormai da 10 anni, ci sono degli studi al riguardo che sono stati fatti appunto già 10 anni fa e vedevano questa tendenza. Mentre prima la Linke in qualche modo aveva ereditato quello che era l'attenzione ai temi sociali tipici della DDR e che poi erano rimasti continuando soprattutto nei primi anni dopo la caduta del muro e dopo la riunificazione, veniva chiusa un asilo, una scuola di musica, un centro anziani, subentro io, lo gestisco io. E questo era quello che faceva la Linke, la portava ad avere in alcuni distretti tra l'85 e il 90% dei voti. Piano piano sono finiti i soldi anche lì, è finita anche questa attenzione e la gente, soprattutto in regioni meno popolate, un po' più abbandonate, con un forte senso di astio nei confronti dell'Ovest perché si sentivano defraudati del proprio passato, ma non perché lo volessero, come dire, magnificare, quanto perché tutti loro erano stati giovani durante la DDR, avevano vissuto determinate cose, potevano essere d'accordo e nessuno di loro discuteva sul fatto che la libertà sia stata una grande conquista, però tante altre cose che erano della loro vita quotidiana e a cui chiunque è affezionato, perché era la vita quotidiana, si sentivano come messi nelle condizioni di tu devi rinnegare tutto. Questo era stato un po' l'atteggiamento dell'Ovest verso l'Est e questo non ha consentito in qualche modo un Zusammenwachsen, come diceva Brandt, was zusammengehört, no? E ancora oggi è un po', insomma, sono state usate tantissime immagini, insomma, c'è un muro di vetro, c'è quello che vuoi. Si sta perdendo perché piano piano la generazione che non ha visto altro che il muro sta lentamente diminuendo numericamente. Però in tante regioni dove tantissime persone, soprattutto quella più infelice, il Meclemburgo, che sono per poter vivere sono stati costretti ad emigrare all'ovest,
e quindi lì sono rimasti anziani o giovanissimi che non trovano grandi speranze. Insomma, c'è ancora questo, come dire, senso di essere stati defraudati di qualcosa, stati derubati di qualcosa. E questo si sta convogliando adesso soltanto in un partito, perché quello che sta rappresentando questi problemi è AfD. La Linke proprio oggi si è sciolta anche come gruppo parlamentare, perché 10 deputati insieme a Sara Wagenknecht sono usciti dalla Linke, quindi non hanno più il numero sufficiente per poter dar vita a un gruppo parlamentare che oggi si è sciolto. Questo significa che ancora di meno ci saranno altri possibili centri di attrazione per il voto degli scontenti, degli impauriti, di quelli sui quali le fake news, io ricordo non ieri, 6-7 anni fa, di essere stata una dei primi lunedì di Dresda, che organizzava Alternative für Deutschland e il movimento sovranista. C'erano persone che mi dicono: ma non è possibile, a me mi tolgono, io mi devo pagare c'era un signore, un anziano signore, e mi diceva ma le pare giusto che io mi devo pagare le cure per andare dal medico, mi devo pagare le medicine e agli immigrati gli danno la macchina? Ora, non è vero che gli danno la macchina agli immigrati o che gli danno tutto, ma questo è quello che 6 anni fa, prima ancora che si cominciasse a parlare veramente di fake news strutturate, che cominciava a passare sui social network, nel passaparola e in queste cose così. Questo meccanismo si è come dire, autofertilizzato, è cresciuto ancora di più, e adesso tu hai un solo partito che cerca di raccogliere il malcontento della popolazione. Grazie. Buonasera, Buonasera. io funziona? Sì, funziona. Ok, io ho solo una domanda, è molto diretta. Perché gli immigrati ucraini hanno più agevolazioni di tutti gli altri che vengono da altri paesi? Non posso dare una risposta circostanziata, dovrei essere all'interno di tutto. Mm. Però è una decisione che è stata presa immediatamente dopo lo scoppio della guerra qui in Germania, di dare ai profughi ucraini uno status diverso, come se fossero già cittadini europei. Ok. Non proprio uguale, non è lo stesso, ma è stata una scelta fatta immediatamente dal governo, immediatamente dopo lo scoppio della guerra, e quando cominciavano ad esserci i primi flussi di emigrazione. E questo in qualche modo per ragioni politiche probabilmente, anzi sicuramente, per cercare di rafforzare il senso di distacco, di presa di distanza della Germania dal governo russo, e quindi nel tentativo di cercare di salvare quante più persone che scappavano dalla guerra, dimenticando che poi anche tanti altri che arrivano dalla rotta balcanica scappano da altre guerre o da altre catastrofi o da altri o anche semplicemente dalla guerra della fame. Sì. E volevo anche chiederle che posizione avrebbe l'opposizione riguardo proprio sugli immigrati, se ha una posizione specifica sugli immigrati dall'Ucraina proprio, se sa dirci qualcosa. Non so.
No, questo no. Il problema è che questo è uno dei grandi temi dibattuti in Germania tra tutte le forze politiche, perché non sanno sostanzialmente che pesci prendere. Ok. I Verdi sono, diciamo, quelli che in teoria sarebbero più orientati verso una maggiore politica di accoglienza, che sono favorevoli anche a un lavoro specifico nel Mediterraneo, per esempio, nel farsi carico anche di appunto problemi che sono al limite anche lontani da casa, ma poi c'hanno un problema di, come dire, ehm, responsabilità nei confronti di una coalizione. Anche i socialdemocratici da un lato dicono bisogna rispettare e non possiamo dimenticarci quelle che sono le nostre radici, però la gente qui da noi ha paura. E quindi anche dobbiamo farci carico anche delle paure di quelle che sono del nostro popolo. I liberali erano anche prima non molto favorevoli a un'accoglienza troppo elevata. È chiaro che il numero di profughi ucraini sfalsa un po' i problemi, perché complessivamente sono arrivati 1.000.000, sono 1.500.000 quelli che ci sono. Gli ucraini sono 1.200.000 quasi. Quindi i costi per per l'accoglienza, per queste cose che stanno portando anche i comuni e gli enti locali in genere, cioè comuni, comunità piccole, regioni che devono organizzare, cercano di organizzare un'accoglienza dignitosa per tutte queste persone, sono dei costi reali che il governo centrale non può e non vuole più sostenere, perché teme il giudizio degli elettori alla fin dei conti. C'è un meccanismo molto semplice, nel senso che questo problema della Corte Costituzionale ha creato un'immagine negativa del governo, ancora più di quella che c'era prima. Semplifico molto, taglio con l'accetta tanti concetti. Da parte della popolazione, delle persone che prendono l'autobus e vanno a piedi o senti per strada, non sono capaci di fare niente, stanno buttando via i soldi che noi paghiamo con le tasse. Quindi io devo far vedere che invece li gestisco bene e quindi taglio il più possibile e non fargli notare che gli sto tagliando però anche le prestazioni sanitarie, ci sono meno medici, ci sono meno presidi e tante cose di questo genere. Cosa di cui la popolazione, visto sempre la classifica della paura, al terzo posto ci sono i tagli alla spesa sociale, la gente si accorge tranquillamente e non dorme da piedi, sempre come si dice a Roma. La ringrazio. Di nulla. Ecco, io non so se posso fare un'ultima domanda. La politica ambientale che il governo sta facendo preoccupa i tedeschi? Come la vivono? L'ambiente è la paura numero 10, quindi è molto in basso. L'ambiente è un discorso a parte per quel che riguarda la Germania. La Germania è il primo paese che ha visto diventare un partito ambientalista forza di governo in Europa. È il partito che l'ha inventato, il partito che ha incanalato questa attenzione verso la natura, verso l'ambiente che parte da secoli addietro e che ha avuto un percorso molto ondivago, passato attraverso tanti diversi
anche diverse tendenze politiche, diciamo così. Io ho assistito alla nascita dei Verdi, sono ormai talmente vecchio che ho visto quando sono cresciuti, me li ricordo, eccetera, e penso che quelli che hanno fatto nascere il partito, se sentissero e leggessero quello che scrivono diversi Verdi, si stanno probabilmente, i Verdi adesso si stanno probabilmente rivoltando nella tomba. Sicuramente la Germania ha capito una cosa, che rispettare l'ambiente può essere un affare, cioè ci si può guadagnare rispettando l'ambiente. Sicuramente ci si può guadagnare producendo energia da fonti rinnovabili, ci si può guadagnare riciclando i rifiuti. Loro sono stati anche da questo punto di vista degli assoluti precursori in Germania, in Europa, i tedeschi. Negli anni '80 già c'erano le campane per il vetro per strada, cosa che noi proprio non conoscevamo minimamente. Per cui si può tranquillamente cercare di comprimere. Poi magari ci sono delle fughe in avanti. Fino a un anno fa c'era qui un governo, qui a Berlino, un governo di socialdemocratici e verdi, dove c'era un assessore all'ambiente, un'assessora all'ambiente, anche un tantinello arrogante, che diceva: si fa come dico io, non mi interessa chi è che è il sindaco, la sindaca anzi, e che voleva arrivare, preconizzava che Berlino, una città di 3 milioni e mezzo di abitanti, fosse liberata dalle auto. Per carità, ci si può arrivare, non ci puoi arrivare nel giro di 15 giorni, non ci puoi arrivare con dei mezzi pubblici che cominciano sempre per il discorso dei risparmi di prima, a avere problemi gravi di usura, e quindi c'è sempre più treni che saltano, connessioni che non ci sono, ritardi, eccetera, eccetera. Soprattutto non puoi farlo dall'oggi al domani con una quota di popolazione che non se lo può permettere. Cioè io guardo con invidia, sincero, quelli che invidia, insomma, fino a un certo punto, quelli che con neve e ghiaccio per strada vanno in giro in bicicletta. Però abbiate pazienza, io non c'ho più il fisico per fare queste cose, e quelli che non hanno più il fisico che fanno? Sono assolutamente lodevoli, perché loro non inquinano, non sporcano e tante altre cose. Però allora, su una popolazione di 3 milioni e mezzo di un centro con 3 milioni e mezzo di abitanti, forse si può fare ad Oslo. L'ho visto, stanno cercando di farlo ad Oslo e nemmeno qui ancora lì funziona, ma sono 500.000, è un'altra storia. Soprattutto la Norvegia sono 5 milioni di abitanti e guadagnano l'ira di Dio di soldi che rimettono a disposizione della popolazione, ma con i pozzi di petrolio del Mare del Nord, quindi vendendo il petrolio altrove e purché si inquini altrove. Quindi anche questo è un altro punto interrogativo che bisognerebbe porsi, e soprattutto non puoi arrivarci nel giro di 1, 2, 3 anni, ci devi arrivare con degli step che siano definiti. Soprattutto, lo dico come ultimo, dove la colonna vertebrale dell'industria tedesca è data dall'auto. Se tu fermi o chiudi l'auto, tantissime altre parti o pezzi di industria tedesca crollano miseramente. Quindi anche lì punti interrogativi che uno si deve porre, e che forse ci vorrebbe altro materiale umano a disposizione dal punto di vista politico, che sia in grado, qualcuno che sia in grado di, non lo so, ragionare e capire quali sono.
Benissimo, ti ringrazio moltissimo. Insomma, ci hai arricchito di notizie, ci hai permesso di capire meglio la realtà e ci hai dato un sacco di spunti su cui riflettere, perché sì, proprio penso che cercheremo appunto di approfondire. E niente, ti ringrazio anche per la disponibilità. Bene. Benissimo. Allora, alla Allora, prossima. buon lavoro, buono studio a tutti voi.